Assessore Santoro, una risposta alla grande domanda di case in edilizia agevolata a Trieste con l'inaugurazione di questo comprensorio di via Costalunga. Sì, molto importanti questi 22 alloggi che preludono alla futura consegna anche di questi accanto, una risposta concreta al bisogno di casa che mette a frutto finanziamenti dati in passato che si stanno cercando di sbloccare proprio perché c'è bisogno di dare una risposta ai nostri cittadini. L'impegno che l'Ater Trieste sta mettendo nella realizzazione e nella conclusione dei cantieri è da sottolineare proprio perché Trieste rappresenta una delle forti criticità proprio in tema abitativo. Sembra sia arrivata anche una buonissima notizia da Roma, ovvero 1 milione in più che sarà destinato a... Sì, abbiamo avuto 1 milione per il sostegno agli affitti che non ci aspettavamo e quindi abbiamo chiesto al Ministero di poterlo utilizzare per la morosità incolpevole, questo nuovo nome che sostanzialmente individua le persone e le famiglie che non possono pagare l'affitto non per cattiva volontà ma appunto perché incolpevoli di aver perso il lavoro e di non poter avere la disponibilità economica. Un fondo quindi che va ad alimentare il riparto nazionale che nella nostra regione ci aveva visto assegnatari di circa 250.000 euro, quindi con un incremento significativo. Il Ministero ha consentito a questa destinazione di questi 1.200.000 euro e quindi è evidente che siamo molto soddisfatti che anche in termini concreti questa emergenza rispetto a queste famiglie che improvvisamente si ritrovano senza lavoro e nell'indisponibilità di far fronte agli impegni presi involontariamente, ripeto, ci sembra un ottimo segnale proprio di un'attenzione a tutte le forme di necessità dell'abitare che la nostra regione sta manifestando.